Ben ritrovati dalla redazione. Il ritorno all'era Schengen, alla libera circolazione tra i paesi dell'Unione Europea senza alcun controllo ai confini è sempre più chimera, una prospettiva remota e non è in agenda perché i tempi non sarebbero maturi. È la diagnosi fosca che è emersa da un incontro dibattito di alto livello tra i ministri degli esteri di tre paesi vicini all'Italia, Slovenia, Austria e Croazia, tutte nazioni che hanno reintrodotto come l'Italia i controlli confinari a campione alle loro frontiere e intendono mantenerli. Lo ha confermato la padrona di casa, il ministro degli esteri sloveno Tanja Fajon, che ha ospitato a Lubiana gli omologhi austriaco Alexander Schallenberg e quello croato Gordon Grlic Radman per discutere alcuni dei temi chiave per i tre paesi, ma che interessano anche i vicini Balcani. È in gioco moltissimo nel secondo round processuale aperto in Corte d'Assisi d'Appello a carico del monfalconese Vincenzo Campanile, l'ex anestesista del 118 di Trieste, già condannato in primo grado a 15 anni e 7 mesi di reclusione per l'omicidio volontario di 9 anziani affetti da gravi patologie. Il medico aveva iniettato alle vittime potenti sedativi, tra cui il Propofol, fino ad ucciderli. In ballo, oltre al destino personale dell'imputato, c'è la valutazione di una vicenda che intreccia la delicata questione dell'eutanasia, il ruolo professionale di un medico, cioè quello di salvare vite, e in qualche misura il tema delle cure palliative e quello del consenso informato. Il porto di Amburgo, società controllata dal gruppo MSC, ha annunciato il completamento con successo della sua offerta pubblica volontaria di acquisto delle azioni di HHLA, esattamente il 49,9%, e la creazione di una joint venture con la città di Amburgo, una notizia che riguarda indirettamente ma neanche tanto il porto e la città di Trieste, in quanto HHLA gestisce e gestirà fino al 2064 la piattaforma logistica presente nello scalo Giuliano. Con il tradizionale conto alla rovescia, con l'accensione delle luci degli abeti di Piazza dell'Unità d'Italia, della Maxi Cometa e delle luminarie del centro, Trieste entra ufficialmente nel clima natalizio. Consueta cerimonia a cura del Comune di Trieste, con sindaco assessori che ha assegnato anche il via alla musica con una playlist rivista e arricchita di canzoni natalizie e valzer. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche: oggi cielo sereno, boa moderata sulla costa e sulle zone orientali, con raffiche anche sostenute a Trieste, specie al mattino e in serata. Sul Tarvisiano possibile la presenza di nubi basse e foschie, specie nelle ore notturne al mattino. Lo zero termico in serata fino a 2000 metri circa, con inversione termica nei bassi strati. Temperature minime in pianura fra -2 e +2, sulla costa fra 5 e 8 gradi, le massime in pianura fra 10 e 13, sulla costa fra 9 e 12 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito. A più tardi.